Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video ho deciso di portarvi nella mia cucina perché ieri su Instagram ho visto questo video in cui venivano fatti appunto questi involtini, diciamo, di carne cinesi. Solitamente faccio spesso i ravioli cinesi, gyoza, ma oggi ho deciso di cambiare, quindi voglio mostrarvi un po' come faccio questa ricetta. Quindi adesso abbasserò la videocamera e vi faccio vedere gli ingredienti per l'impasto e lo facciamo insieme. Bene, possiamo iniziare. L'impasto è veramente semplicissimo e abbiamo bisogno solo di 150 ml di acqua e 300 g di farina. Allora, azzeriamo, mettiamo grammi e 100 g di farina. Facciamo che io ne farò un po' meno. 100 ml d'acqua e mischiamo. Mescoliamo fin quando non sarà abbastanza compatto e lo mettiamo in frigo a riposare per qualche ora. Lasciamo riposare qualche ora in frigo e dopo facciamo tutto il condimento. Adesso prepariamo il condimento. Per farlo ci servirà carne macinata, qualche verdura a vostro piacimento. Io in questo caso metterò carote, zucchine, un po' di salsa di soia, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale e se volete aggiungerci anche le uova va bene, io non le metterò. Bene, possiamo iniziare con il condimento. Come ho detto, ho messo la carne trita, metto la verdura, io in questo caso ho scelto le carote e le zucchine. Non esagero perché non mi piace con tantissimi pezzetti al suo interno. Metto quanto basta di salsa di soia, a me piace abbondante. Metto un pizzico di sale, un po' di zucchero, un goccino d'acqua e possiamo iniziare a mescolare tutto insieme. Per quanto riguarda diciamo la sfoglia che bisogna ottenere, non so benissimo come si fa perché io faccio sempre quella per i gyoza, appunto, che è leggermente più spessa, mentre questa deve essere proprio finissima perché deve friggere e deve diventare croccante. Quindi adesso proviamo a realizzarla nella maniera più vicina possibile a quella che possiamo vedere nel video. Allora, questo è l'impasto che sono riuscito ad ottenere. Dobbiamo dividerlo in parti e farlo letteralmente finissimo. Io mi aiuterò con un po' di farina nel piano perché non voglio rischiare che si incolli tutto. Così giusto lo bagniamo per non rischiare. Proviamo a stenderlo. In teoria deve essere letteralmente finissimo, che fra un po' deve essere trasparente. O almeno così sembra dal video. Quindi proviamo a farlo così come dice. Speriamo che non si attacchi. Ok, non è poi così semplice in realtà, però i gyoza sono più semplici. Oh, non è così semplice. Allora, mezza trasparente ce l'abbiamo. Proviamo a fare così. Questa qua è la sfoglia più trasparente che sono riuscito ad ottenere. Ci mettiamo un po' di impasto come faceva vedere lei, c'è un po' di condimento, non di impasto. Proviamo a chiuderlo così, poi lei faceva così e lo rotolava. Ma vabbè, facciamo che è così. Eccolo qua. Diciamo che poteva andare decisamente peggio. Bene, a questo punto abbiamo fatto tutti questi involtini, diciamo, sperando che non si aprano mentre li friggiamo. E appunto siamo qui in una nuova postazione perché siamo sulla cucina a gas, che in realtà non è a gas perché abbiamo l'induzione, ma questo non ci interessa perché dobbiamo iniziare a friggere. Come accompagnamento abbiamo deciso di fare delle patate fritte, così giusto per arricchire un po' il piatto. Quindi adesso cambio l'inquadratura e vi faccio vedere mentre friggiamo. Bene, dopo aver cotto le patatine fritte posso dedicarmi a questi. Quindi iniziamo a vedere. Vi dico già che non so se esploderanno o qualcosa del genere, quindi ci manca solo di scoprirlo. Vediamo un po'. Questo è il risultato degli involtini adesso. Sono belli croccanti, almeno da come sembra. Quindi adesso andiamo a tavola e li proviamo insieme. Bene, siamo finalmente arrivati a tavola e stiamo per provare
i nostri involtini. Non sono venuti come dovrebbero venire realmente, perché non so se si vede qua, ma ha un po' di impasto troppo. Però essendo la prima volta, vediamo un po'. 3, 2, 1. Forse con la salsa di soia è meglio. Buono però. Sì, sì, buono, dai. È molto simile ai ravioli. Forse fra i due è meglio i ravioli. Forse è vero. Anche come preparazione mi sembrano più facili da fare. Dai, ci sta. Approvati. Per questo video è tutto, speriamo che vi sia piaciuto e che riproponiate questa ricetta. Se sì, fatemelo sapere su Instagram. Trovate tutti i link dei miei social giù sotto nella descrizione. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!